Allora, i vantaggi che ha portato il Furlan da me sono che di avere una comunicazione efficace e di intime e immediate, perché una lingua non ha come parole vuote, a parte con sé tutta una struttura, tutto un modo di pensare, una filosofia, dunque comunicare in una lingua invece che un'altra comporta un condividere sentimenti e una visione del mondo differente. I vantaggi però alla pratica sono anche altri. Io ho visto in mio figlio un'elasticità, in generale a scuole, però in particolare con le lingue. Per esempio, noi a me viaggiare, ultimamente si è mosso un po' in qualche paese europeo, e mio figlio è proprio un'esigenza appena che arriva, ora sappiamo che si saluta, ora sappiamo che si dice grazie, prego, e a lui impara subito. Io credo che questo avviene non come da lì si sta disponendo subito a una condizione bilinguale, ma avviene anche dal fatto che qualche volta fa parte di una condizione di lingue minorizzate a ti porta a avere una concezione del mondo più relativa. Questa è una roba che riguarda i genitori fondamentalmente, ma passa ai figli. Questa relatività è una relatività che ti fa pensare che tutte le lingue hanno una dignità compagna, che tutti sono differenti e che la nostra umanità è fatta di tanti piccoli tesauri linguistici, culturali differenti. E dunque è anche una maniera per insegnare che tal localismo, tal piccolo, sono platati grandi tesauri.